Sergio D'Antoni ad Agrigento a sostegno della candidatura di Mariella Lobello, anche lei un dirigente sindacale, ecco, adesso dall'altra parte della barricata, che suggerimenti darà a Mariella Lobello? Beh, diciamo, più che suggerimenti il mio è un sostegno pieno, leale, perché io penso che una donna sindacalista, acquistando sensibilità, esperienza, capacità di ascolto delle persone, poi è in grado di dirigere una città affrontando i problemi delle persone, proprio perché sa quali sono le condizioni di vita, le sensibilità, il problema del lavoro, le questioni legate al reddito delle famiglie. Ecco, tutte queste fanno parte di quel bagaglio essenziale per candidarsi e io spero per dirigere Agrigento, proprio perché, lo dico da sindacalista, diciamo da ex sindacalista, che ha fatto per tanti anni quel mestiere, so che quello dà un bagaglio forte, culturale e di socialità che serve tanto ad una città come Agrigento. Questo significa che Mariella Lobello parte con una marcia in più? Sì, cioè con quella marcia che serve proprio per affrontare problemi seri, diciamo problemi di grande dimensione come quelli che ha Agrigento, ma anche le potenzialità che Agrigento ha, le sue possibilità di sviluppo, di turismo, di lavoro da dare a tanti giovani che altrimenti non ce l'hanno, di sconfiggere una destra che in questi anni ha governato il paese massacrando il Mezzogiorno e la Sicilia, senza che gli esponenti di questa destra, alcuni importanti come l'onorevole Alfano, che è di questa città e che non ha difeso gli interessi della Sicilia e del Mezzogiorno durante il governo Bossi, Tremonti e Berlusconi. Ecco, io credo che su questo gli agrigentini debbano valutare